Ma che cazzo è che grande? Basta. No, ma avevo consiglio se soffrite mal di schiena. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al Passo Falzarego, qui vicino a Cortina. Allora, l'idea di oggi è andare sul Lagazzuoi, allora salire per il sentiero qui del Kaiserjäger e c'è una ferratina da fare. Una volta su, l'idea è quella di scendere per il sentiero delle Gallerie e poi dare in cerca delle Accingiamartini. Buona visione! Funi via. E noi a piedi perché siamo poveri. No! Per arrivare là sopra. Allora, qui arriviamo già a un bivio. Allora noi prendiamo da questa parte questo verso gli Lagazzuoi, poi si può tornare sempre da qua per le Gallerie. Allora ogni tanto facciamo una sosta perché qui c'è un panorama d'eccezione. Allora adesso si vede bene con la luce il Sas d'Estria, si vede anche la Croce di Vetta E anche tutte le trincee basse. le trincee basse, e per andare di su c'è la ferrata Fusetti che abbiamo fatto in un altro video. Allora qui potete vedere le 5 torri, la Verau, Nuvoiau penso di no, perché è dietro, e la cresta della Croda da Lago. Adesso si è appena nascosta di dietro la Marmolada, tutti i nomi di posti bruttissimi. Panoramica, qui si vedono anche le trincee, ma guardate che spettacolo. Qua per fermarsi a fare una foto è un po' impegnativo, che il sentiero è strettino, poi c'è un sacco di gente, è molto molto frequentato questo sentiero. Adesso andiamo pure su. Comunque vedete l'ambientazione com'è, eccezionale. Quindi anche oggi faremo un giro ad anello, l'idea è quella. Da fermi mi sta congelando. Sì, da fermi c'è freschetto. Abbiamo visto che le punte sopra sono un pelino innevate. Già con un panorama eccezionale. Allora, come vedete, racconta già cosa abbiamo appena fatto. Cosa abbiamo appena fatto? Ci siamo vestiti. Eh? Siamo vestiti. Ah, ci siamo messi il bail e il berrettino perché io con l'aria fredda ho sempre un problema alle orecchie e mi fanno malissimo. Guardate la marmolada da qua, super. Allora c'è la Marmolada, Pisboè, ecco, vedete come si usano i bastoncini avanti e il corpo che segue i bastoncini. Bravissima Ge, modella. No, è la FIFA. Adesso ci imbraghiamo anche noi, vai, perché tanto c'è da aspettare. Allora, ci siamo messi caschetto, guanti, imbrago e kit e
siamo pronti per salire. Adesso vediamo se sorpassare tutti o accodarci. Abbiamo appena detto di passare. Ah, vai ora, andiamo. Vieni. Abbiamo sorpassato tutti. Non è vero. Mi tiro tutto. Ma devo fare un po'. Sali scalini. Ciao. Ciao. C'è acqua. C'è acqua. Arriviamo al famoso ponte e qui c'è il cordino. Già c'è la panchinetta. Oggi è il 4 di settembre. Alla scesi dalla macchina quanti gradi c'erano? Quindi 14? 10. 10? Una decina. Allora, ci siamo fermati qui prima di sto pezzo qua. Aspettiamo che passino tutti, tanto non abbiamo fretta. Insomma, non neanche proprio lentissimi, insomma, non è che stiamo qui fin sera. E qui c'è un bel punto per fare un pezzettino di video, vero? E allora, se volete fare il sentiero del Kaiserjäger completo, parte dal museo della Grande Guerra che c'è vicino al passo Valparola. Noi siamo partiti dal Falzarego per comodità per fare l'anello con le gallerie. Questo è un tipico pezzo del Instagram versus realtà. Questa è la realtà e poi andate a vedere le foto su Instagram di questo ponte. Il nostro imbrago, già che è da soli a sulla ferrata, vero? Certo. Ah, tanto il ponte è fermo, quindi. Che ponte? Non conosco ponti. Ecco, questo è Instagram. Siamo da soli qua sul ponte. No? Eccoci sul mitico ponte, punto più caratteristico di questa escursione. È un po' bagnata. Adesso il sentiero procede per qua e per quella dorsalina lì. Già racconta. Guardate cosa ho trovato. Vieni a vedere da vicino. Neve Ma secondo me è grandine più che neve. Vedi tutte palline. e pioggia ghiacciata. Che forte. Le amo, sono così perfette, guardale. Sì. Allora, dopo un bel po' di strada qua in salita al sole, parte il secondo pezzo di ferratina, in cui c'è anche un passaggino simpatico da tirare bene. Pezzetti bassi. E ho passato.
Com'è? Alto! Già? Abbiamo finito? Non lo so, è finito? La ferratina sì. Ok. Adesso arriviamo in cima, c'è un sacco di gente. E super colonna comunque oggi, super. Abbiamo trovato anche vedete, il ragazzo del Trave che è discendente della donna del Colceppo, citazione da Twin Peaks. Signora Colceppo è un avo del ragazzo col trave. Ha fatto tutta la ferrata col trave in testa. Sto registrando secondo te? Yes. Naturalmente qua siamo distratti, c'è super panorama che adesso vi faccio Guarda, è vedere. un po' biancatina di neve prima. Sì, sì, adesso faccio vedere tutto. Cosa mangiamo adesso? Dei pan pizza. Mamma mia, droga. Devi parlare tu mi sa perché c'è troppa aria, non so. Sta mangiando. Allora, qualche nota tecnica. Ci abbiamo messo 2 ore e 20 a salire. Pensavo, ora il cartello dice 2 ore, ma pensavo molto di più vista la coda. E invece ci siamo cavata non male, dai. Che quando avevamo gente dietro e ci fermavamo per lasciarli passare, volevamo stare un pelino più tranquilli. Comunque adesso qui c'è una vista a 360 gradi. Prima mangio una roba, ho proprio l'acqua in bocca, adesso dai fame. E poi qui intorno andremo in cerca di un posticino per farci da mangiare. Non sarà semplice. Allora, cominciano ad esserci le prime persone in scarpe ginnastiche e jeans. Siamo vicini alle funivia. Comunque, era qui a Fogliato, c'è la croce, qua degli Agazzuoi, ed è il nostro punto più alto di quest'anno, 2730 circa. E vi ricordo che noi partiamo al mattino svegliandoci alle 4 a meno 4 sul livello del mare, quindi meno 4 2730 in testa batte abbastanza bello. Sì. Ero già. Cosa fai qui in mezzo? Cosa fai qui in mezzo? Perché? Non pensavo fossi qui. Ah, che fioi dite? Te conosco. Bomba. Cioè, saluta, follower. Ciao follower. Fabio continua a far foto. Io ho super fame. Abbiamo finito già il sacchetto di Io pane. ho già mangiato banane secche, anacardi, lui la zic zic rille. La dura vita delle fidanzate degli youtuber. The content creator. Guardala, è bella. Allora, secondo me quei puntini là sono i cosi del Violet. Allora, find the tag. Ci siamo anche noi adesso. Metti sasso. Poi qua vediamo gente che conosciamo questo. Conosciamo questo, Into the Dolomite. Sabato Gnomi. Sì. E poi no, nessun altro. Fammi una foto.
facile passerella. Puoi venirci anche con la bacca. dopo lo dici. Amore, cosa serve quel cordino lì? È per legarci la bacca. Poi qui vedi c'è la scaletta, qui attacchi la bacca. Poi qui dove fare aperitivo. C'è anche la grotta azzurra, guarda, siamo a Capri. Dopo quella passerella si arriva al rifugio Lagazzuoi, dove potete mangiare, bere, ristorarvi, andare in bagno. Super. Naturalmente qui ci arrivate anche con la funivia. Allora qua dice 2752, terrazza super panoramica, e qui c'è anche una webcam che potete vedere il meteo anche da casa. Scrivete webcam Lagazzuoi e lo trovate anche su Google tranquillamente. E questo panorama. Naturalmente qui, essendo altissimi, vediamo tutte le più famose cime dolomitiche. Ci siamo fatti una foto qua, premi il bottone, c'è la macchina come questa lì. Foto. Ma questo? E qua? Già? Vedo la bacca! Io sapevo! Allora il sito qua è photopoint.lagazzuoi.it. Io filmo per ricordarmi. Dimmi, hai visto la bacca? Hai visto la bacca? Ma che cazzo è che grande? Qua. Mi vanno il naso. Allora, visto che c'è tanta gente, non possiamo fare i nostri pranzetti belli comodi, facciamo un po' in velocità. Ci siamo messi un pelino fuori il percorso, ma un pelino. E comunque vediamo il rifugio nello sfondo. Adesso ci mettiamo qui, che è un bel punto da sedersi, e facciamo un risottino veloce. Non è veloce a farlo, però insomma. Ciao Cracchio. Mamma mia che belle piume che hai pelose nel petto. Super petto. Guarda che sono belli. Allora abbiamo messo su l'acqua per fare questo risottino qua. È un scotti con carnaroli porcino. Con carnaroli? Sì. Serio? Con uno sfondo così. Fissa del momento. Hummus piccante stavolta. Bruciato anche. Bruciato? No, bruciato a livello fotografico. Allora, intanto abbiamo messo su qua abbiamo creato il riso, adesso sta solo aspettare, e hummus, perché guarda, sono tortiglie portate da casa. Che hummus è questo? Piccante. Piccante? Ma c'è di fronte al super marmorato. Sì. Abbiamo qualsiasi cosa di fronte, dal catinaccio al pordoi al marmolada. Che roba? Cosa chiedere di più? Che roba. Super. Hummus vista marmolata. Oh, come bolle. Bravissima. Notate il risottino. Il risottino praticamente pronto con questo sfondo marmolada e già. Affamata. Allora qua padellino, riso, funghi, non farlo volare al cielo, con un super sfondo e buon appetito. Grazie. Allora stiamo mettendo su cosa? Il caffè. Adesso qua non riesco a mettere la macchina fotografica per registrare tutto, comunque adesso
Faccio vedere il risultato. E buon caffè. Cos'è? Nella tazza mucca c'è sorpresa. Era un po' di suspense. Infatti. Oh! Cos'è? Bisogna fare così il panino, biscotto, panino. Oh, panino con cioccolato di biscotto da bere col caffè, da mangiare col caffè. Poch. Touch. Allora, dopo il nostro super pranzetto, cioè sono pieno. Per essere pieno te? Anche adesso ci sta un dolcino. No, a me non mi sta sappiamo, niente. Allora, siamo un po' qui sul solarium, stiamo guardando tutte le cime che ci sono qua intorno, stupende, perché essere più alti ti fa vedere veramente tutto. E ora da qui vedi proprio tipo il Pelmo che è più alto di tutti gli altri, eccetera, eccetera. Cioè, stupendo. Adesso tra poco ci mettiamo il caschetto e la luce sul caschetto frontale e scendiamo per il sentiero delle gallerie. Poi vediamo se si riesce a riprendere qualcosa perché c'è buio. Allora vi anticipo già che non è detto che la traccia GPS che poi metto alla fine sia coerente, perché secondo me lì dentro non prende, quindi impazzirà. Io la metto lo stesso, però Sì. fate i conti che in galleria, siccome sono belle fonde, è difficile che prenda. Quindi adesso poi vi faccio vedere l'attacco di queste gallerie. Ho spinto qualcosa che non va, si aspetta. No. Così. Allora, ci siamo fatti una bella fottina qua. Sfondo figo. Adesso, se riuscite a vedere, lì c'è un cancellino e parte il sentiero che va giù di qua. Sono 10 minuti all'aperto. Da qui sopra fa super impressione la roba. E poi si dovrebbe trovare una porticina e iniziano le gallerie, cioè ma che super luce che c'è qua. Poi andiamo in cerca forse della Cengia Martini. Sì, perché l'abbiamo trovata già un'altra volta, ma perché abbiamo sbagliato strada, quindi Ecco. siccome non è proprio segnatissima, Cerchiamo di stare all'occhio perché è veramente incredibile. dopo andiamo in Bella. cerca. Già l'obiettivo di oggi era proprio la Cengia Martini, quindi Veramente gliela torta in rifugio, non avevo più fame. la torta di forse no, Maria, riso, veramente riso top, vero amore? No, riso super raga. Super risotto. Siamo da prendere quello frutti di mare. Frutti di mare, si può mangiare solo se hai la bacca. Tu sei la barca. Andiamo giù. Qui sotto la funivia potete scegliere di prendere questo sentiero e fra 10 minuti si incontra l'ingresso nelle gallerie. Passa anche dentro a delle trincee.
Allora, siamo prossimi all'entrata delle gallerie, che è lì dove c'è il cartello. Ci siamo messi il caschetto, che veramente è super utile, perché picchiate a testa ogni mezzo secondo, che sono veramente basse, e lucetta frontale, perché c'è anche buio, quindi vediamo se funziona, se no mi devo tirare via il cappello, poi ci organizzeremo meglio. Intanto proviamo a entrare. Quindi gallerie, caschetto veramente obbligatorio se non volete spaccarvi la testa, e luce. Già? Quindi hai trovato questa entrata? È il bus del gatto questo. Vai! Cristo, bambino! Entra! Ho un po' paura. Guarda, E poi si scende. ho gli occhiali da sole. Bravissima! Super. Com'è la situa? Ho già rotto un'unghia. Oh. È bagnata la situa. Certo. Maria, vergine, amore. Non so se sia una buona idea. Arrivo. Vai. Ragazzi, la roccia si dà un basino. Quindi devi stare basso. È bassissimo. No, ma ve lo consiglio se soffrite mal di schiena. È super perché umidità, scivolo e gobbi. Mal di schiena e mal di ginocchia a go. Super, super. Ops, ecco già picchiato la testa. Infatti qualcuno si è fatto male. Aia. Cioè di nuovo. No, bravo. Qui stai attento, attaccati qua. Sì, sì. Perché Ma ti sto riprendendo. Ok, stai attento, non scivolare. Racconta un secondo del signore cosa è successo, senza guardarmi. Ragazzi, quando scendete qui cercate di stare attaccati con due mani, magari una dritta, una rovescia, fate più forza. E andate giù pian pianino, prima con un piede senza dare tutto il peso e poi con l'altro assicuratevi bene, perché se andate in avanti cadete, mettete la mano, come appena successo a una signora su e si è probabilmente rotta un polso e quindi adesso devono chiamare aiuto. È un problema, poi vi fate tanto male, quindi pianino e sicuri, passettino e via. Bravissima. Giusto? Arrivo. Super. Poi la grotta della registrica. Infatti. Adesso andiamo a destra verso Cingia Martini. Di là. Anche panorama. Sai, per la scaletta si va. Bestia. Super.
perché il cordino quello è super. Capi come? Sì, lanciatele. Marianna. Pezzettino di grotta. Che bassa. Però potevano mettere due indicazioni. Io stavo andando giù per là a uccidermi. Non vi ho fatto vedere, ma sembrava che il sentiero andasse giù per la montagna. Beh, diciamo che da giù è montagna. Mi piace il panorama. Ma lo spiega. Ho lavato i panni fino adesso, allora. Porta sapone qua, lì foce, boh, ruscello, sorgente, mutanda. Aspetta, faccio un passo indietro. Il piasso. Ecco, meglio. Mutanda, poi te che dà un'altra liscia qua. Quindi questo non ti liscia qui ti stretti, poi attaccavo. Questo panorama. Bravissima. Andiamo avanti? Allora, in tedesco si chiama Waschbecken. Sai in inglese? No, in inglese è wash to boh. Questa? Lavatoio. Qui si arriva a una baracca. Vediamo cos'è. È una mensa e cucina. Però, Cooking. ecco mi uccidi. Decido. La cucina qua mensa. Super. Amore. Tutte le iscrizioni. Compagnia. Amore, guarda, è in macchina, guarda. Guarda che nuove. Gli ultimi scaini sono tremendi. Non è proprio gratis, eh? Maria, Allora, Vergine benedetta. scusate il fiatone, ma da qua si vede tutto il giro che abbiamo fatto per arrivare qua. Adesso seguo il jet Tolgo lo zaino un attimo. Andiamo a vedere. che mi allontano un attimo per farvi vedere la baracca. Guarda che vaglio. Amore, Sì. super commento l'abbiamo fatto. Ferrata del Kaiser Jäger, discesa per le gallerie, Sì. e anche Cengia Martini. E anche Cengia Martini. Quindi tutti e tre gli obiettivi oggi portati a termine. Beh, dobbiamo ancora arrivare alla macchina. La macchina la vedo da sotto piccolina. Allora, io direi di fare una piccola merendina e poi andiamo. Perché ci sono delle nuvolette lì. Con sfondo baracca Una baracca. stupenda. Che bella giornatina. Eh? Sì. Merendina e giuge. Super merenda, fame nera. Comunque la galleria quanto è durata? Un'oretta? Sì, la galleria è strong. Eh, Schiena. Poi dipende se fate tutti i bivi che ci sono, andate a vedere tutte le varie costruzioni, sai, a macchine, È molto interessante. serve buchi un dove po' ci di sono le tempo. mine, serve un po' di tempo, di pazienza. Oggi c'era un po' di colonna, però insomma Però insomma, abbiamo aspettato un attimo che andassero avanti e abbiamo fatto il sentiero è tranquillamente. anche domenica. Cioè, Arela. allora, sfondo brutto lì, sfondo brutto qua, e merenda e poi proviamo a tornare indietro. Allora, li abbiamo salutati da distante e stanno arrivando. Cos'è che ha sulla coscienza delle vite umane? Nel frattempo. Sicuramente è un video ASMR. No?
Sì, perché eravamo qua da soli, con tutta quella gente che c'era, avete impossibile, non arrivi nessuno. No, ma E hanno sbucato, altre persone sono sbucate da là, però non ci hanno visto, hanno detto bah, si va da nessuna parte secondo me, e sono tornati indietro. Bisogna conoscerlo qua il posto. E... No, è che qua da solo è un po' inquietante, vero amore? No, mi sto bene da solo. Quindi adesso super merenda qua, seduti. Allora, questa escursione è veramente bella. Come ferrata è considerata semplice ed i pezzi attrezzati insomma è veramente facile. Abbiamo già provato quelle medie, non c'è confronto. Sono 700 metri di dislivello, quindi insomma è un bel giretto importante. Le gallerie sono basse, quindi si picchia la testa. Io per adesso ho picchiato 5 volte fino adesso. Allora, siamo usciti da qui e qui c'è il cartello scritto entrata, quindi pensiamo di essere usciti. Pensiamo? No, potrebbe essere un altro pezzettino. Pulitissima fra le altre. Adesso il sentiero si fa simpatico. Ah, io zigzag, insomma. Un bel sentierino dolomitico classico da spaccarsi le ginocchia. Super. Sembra ci sia una fonte d'acqua. Guardate le pareti, che roba. Il sentiero qua si fa interessantissimo. Vai già nel senso. Dimostra. Devo andare alla fonte? Sì. Che schifo. Ah, perché si va giù? Sì, no, lascia stare. Comunque la fonte è asciutta. Asciutta amore? Sì, non c'è acqua. Ma quanto rumore di acqua? Ma è di ferro? Non capisco. Mi sembra di latta. Boh, è bellissima. Bellissima. Adesso dobbiamo andare quella là che dovrebbe essere l'ultima galleria. Ma mai che ho messo un pudding a capire a ciclo. Sì. Peccato deve fare la mia. Ok, ultima galleria. Altro attropio. Gli scaliti butta in fora. Arrivo. Ok, visto che le gallerie sono finite, via caschetto, via luce, 2 bastoncini, perché qui comincia a zigzagare e poi ci congiungiamo con la pista da sci, quella invernale, e ci vediamo giù alla macchina. Allora, siamo tornati al cartello che avete visto questa mattina. Quindi abbiamo finito il nostro giro ad anello dolomitico, stupendo, bellissimo, vero? Giornata splendida. Bella giornata, hai qualche consiglio da dare? Il consiglio da dare è potete farlo tranquillamente e mi raccomando almeno avere il caschetto se non volete fare la ferrata, volete fare solo le gallerie. La lucetta, super importante, e tanta attenzione. Allora, un piccolo appunto che faccio io è alla Cingia Martini il sentiero sembra non tenuto, nel senso che infatti non c'era nessuno, e sì, c'è un cartello che ti dice di andare lì, ma spaventa un po', diciamo. Non è proprio, infatti anche i gruppi che abbiamo visto con le guide non sono andati via per di lì, quindi... Però in verità il cordino c'è e poi quel ghiaione di scarico che si vede non si deve attraversare, non si vede, ma c'è una galleria che passa direttamente dietro e sfociate sotto la baracca, diciamo. Poi lo vedete nel video. Non vi dico il GPS che mi ha dato qua l'orologio o il telefono, perché mi ha fatto fare un sacco di chilometri dentro là. Comunque più o meno sono 7,5 km e 700 metri di dislivello. Esatto. Ciao a tutti, alla prossima avventura. Alla Ciao! prossima!